Al Palaconia di Cagliari un saluto da Luigi Falqui con le immagini a cura di Alberto Tosini. Viviamo insieme la 14ª giornata di Serie A e Cagliari o Casa Falconara. Il Cagliari con l'obiettivo di restare tra le prime 8, di accedere quest'anno ai playoff. Casa Falconara con un obiettivo minimo per i campioni in carica, che per adesso guardano la vetta della classifica là troppo lontana, ma vogliono quantomeno difendere la quarta posizione e attaccare la terza in una giornata di grandi incroci. Squadre che si salutano, ovviamente in rosso-blu le padrone di casa, le ospiti invece in maglia bianca. Bei saluti anche qualcuno più sentito come quello tra Condo e Pellegrini, che probabilmente avranno tanto a che fare l'una con l'altra in partita. Andiamo a vedere anche subito le giocatrici a disposizione per Falconara, ovviamente Carturan, poi ci sono Colucci, Condo, Gregori, Balardin, Pirro, Elpidio, Lot, Pereira, Ferrara e Pesaresi, oltre che anche Rebecca Bordacchini. Per il Cagliari invece la prima partita ufficialmente senza Fabiana Vecchione, che ha lasciato con 5 gol passata in Serie C, una scelta di vita per potersi concentrare anche di più sul beach soccer. Comunque Bruno Giorgi può fare affidamento su Ricottini, Orru, Pellegrini, Aresu, Furno, Cerbone, Mendes, De Sicu, Chito, Carbonitonga e poi Abraini convocata oggi, convocata anche dall'Under 19 Martina Riu, squalificata invece la capitana Alice Virdis. È pronta col suo quintetto Falconara. Cartura naturalmente porta, poi ci sono Balardin, Colucci, Pereira e Elpidio. Cagliari che deve invece ancora mostrarsi nel suo quintetto titolare. Primo pallone rattoccato proprio dalla squadra allenata da Giulia Domenichetti. Gli arbitri invece sono Giovanni Zannola da Ostia Lido e Domenico Di Donato da Merano. Cronometrista invece Giovanni Sanna da Ozieri. Dicevo, giornata di incroci, la terza di ritorno, perché ci sono oggi kick-off che stava vincendo contro il Tamura, Lazio contro Molfetta. Questo è un po' le partite che riguardano il Cagliari, però Casa Falconara c'è un importantissimo tiki-taka pidonto, proprio le due squadre, la terza e la quinta forza, che stanno sopra e sotto la squadra di Domenichetti. Cagliari con Pellegrini, Cuchito, Resu, Filippa Mendes in porta, Ricottini. Tutto pronto per l'inizio, gli ultimi controlli da parte di Zannola alla panchina del Cagliari, vuole tutti nelle giuste posizioni, forse anche qualche altro piccolo problema da risolvere. Comunque ci siamo, a parte i piccoli dettagli. Un problema di sedia. Però per il resto direi che ci siamo. Allora si comincia, si muove il pallone al Palaconia, il primo possesso di Casa Falconara, che prova già a liberarsi a destra con Balardin, che va col destro forte, non trova di poco la porta, ma perché c'è stato il tocco di Ricottini impercettibile ma decisivo, e dunque angolo, il primo della sfida. Elpidio si libera, Pereira che prova ad andare al volo col piazzato, poi di nuovo prova anche col mancino, fermata però. Chiama la calma Giorgi. La fa girare a Casa Falconara con Pereira. Elpidio. La pressione più alta del Cagliari, efficace. Pellegrini può ragionare. Aresu. Guarda proprio lo scatto di Pellegrini, alla fine Aresu si mette in proprio, ci può riprovare col mancino. Pellegrini a disturbare, l'ultimo tocco è suo. Sorpresa, Carturan non perfetta nell'intervento e Pellegrini quasi ne approfittava. Un brivido da una parte e dall'altra.
Subito partita abbastanza accesa, i portieri già in movimento. Filipa Mendes, Arezu la mette fuori, secondo me non si è accorta, non ho capito bene di avere Cuquito comunque vicina, ha cercato una girata più proprio per evitare di perdere il pallone. Balardin in avanti, Colucci non trova compagna, poi Pellegrini prova a passare in mezzo a due, nulla da fare, continua ad attaccare Falconara ancora con Balardin, Pereira lì vicino, ma col destro che diventa quasi un assist per Colucci, l'ultimo tocco invece di Arezu. Ancora rimessa Falconara, già lì vicina il Pidio che non è riuscita a giocarla, poi ha provato a verticalizzare velocemente il Cagliari, attenta Carturan. Ricottini, palla andata avanti, poi tornata indietro di nuovo, poi rimandata lunga, così diventa facile per Falconara riprendere, poi imbastire l'azione, a ragionare, a mettere in movimento tutto il quartetto. Occhio al pallone nello spazio, un po' troppo lungo, ha accennato la corsa Balardin, non poteva arrivare su questa palla. Ancora Balardin prova ad andare fino in fondo, la spinta di Coquito esagerata, Coquito con questa spinta ci sta a utilizzare il braccio per dar fastidio, ma a due mani plateale, poi proprio davanti agli occhi di Di Donato è andata giù. Balardin non si è fatta troppi problemi ad andare giù, primo giallo e calcio di punizione. Proprio Balardin sul pallone. Quasi 3 minuti di gioco. Balardin, sorpresa Ricottini, avanti Ocasa Falconara con la numero 7 di precisione. 1-0 al Palaconia, avanti le ospiti. Occhio al rischio con Carturan, Coquito voleva subito farsi perdonare. Vediamo come risponde Falconara con Condo appena entrata al posto di Colucci. Altro lancio lungo di Coquito. Per adesso piano tattico abbastanza chiaro, è Ocasa Falconara che fa la partita, che fa girare la palla, costruisce, aspetta il momento giusto per punire. Cagliari è obbligato a soffrire, a dare fastidio con la pressione e poi tenta la ripartenza immediata o proprio la verticalizzazione immediata. Stavolta invece anche errore tecnico di Filipa Mendes
Ballardin, non una grande conclusione, lasciata troppo sola, mentre proprio lei adesso lascia il posto a Lot. Aresu, Coquito, non trovata Pellegrini. Il primo tocco in partita di Lot, poi il Pidio, di nuovo Pereira davanti. Kondo vuole farsi vedere, il Pidio vuole giocare da solo, adesso l'apertura per Lot, bella finta come passa Lot in fondo, la mette in mezzo, un tiro, un cross. Il risultato è comunque lo stesso, vuole cambiare qualcosa dietro Giorgi perché il Cagliari non sta funzionando. Dentro Furno, fuori Aresu. Pellegrini può arrivarci, resistere, cerca anche la porta per dare un segnale, per riuscire a tirare. Questo è il primo tiro di Pellegrini in partita. Buon lavoro in copertura di Falconara, che non ha concesso metri più di quelli a Pellegrini, che si sente obbligata a calciare da lontano. Dall'altra parte invece doppio passo poi destro di Elpidio, che chiede scusa perché ha cercato la porta da posizione non troppo favorevole, anche perché aveva l'avversaria addosso. Elpidio a caccia del suo 20° gol in campionato, 19 per lei fino a qui. Filippa Mendes va ad andare col dribbling, il duello fisico con Lot, alla fine subisce il fallo Filippa Mendes, il primo fallo commesso da Ocasa Falconara. Il Cagliari vuole giocare veloce con Furno che prova, ha cercato la sorpresa il Cagliari, palla fuori. Con calma Falconara, poi però l'errore di Pereira che va dura a contrasto per rimediare, si complicano la vita però le giocatrici dominichetti. Arriva il tiro da lontano di Coquito, non disdegna mai la conclusione da lontano boliviana. Tiro comunque controllabile senza problemi da Carturant, poi brava Coquito a coprire una corsa di Ballardin spostata a sinistra da quando è entrata Lot, mentre è rientrata invece Colucci al posto di Kondo. E ora appena uscita Coquito dentro Orru. Tra l'altro Orru che oggi è capitana proprio per la squalifica di Virdis, la sua prima partita da capitana del Cagliari. Mendes, tanto buon recupero, può attaccare Mendes, può fare tutto da sola. Tiro alto, molto alto. Isabel Pereira, ancora Isabella Pereira, non trova Colucci. Orru prova a farsi spazio da sola, Orru, ancora Orru, alla fine fermata. Colucci è anche brava a evitare la rimessa laterale. Ancora Colucci, Ballardin ragiona, Pereira, c'è Lot che vuole palla, la pressione di Filippa Mendes, e questo è quello che deve fare il Cagliari: pressare, avere la pazienza, rompere le trame di gioco e poi provare a ripartire come adesso con Orrucci, anche Pellegrini a sinistra, passaggio fuori misura. Era una buona occasione, ha fatto bene Orru, infatti per questo arriva il 5 di Pellegrini, poi nel momento cruce l'errore. Ringrazia Falconara perché questa volta era scoperta 2 contro 1. Intanto è rientrata il Pidio
tante rotazioni fino a qui da parte di Falconara. Colucci con la sua bella idea, bello scambio, tiro che si è reso fuori secondo me di Elpidio, fortunata sul rimpallo, poi però ha anche commesso fallo. Fuori Pellegrini per ora, è tornato dentro Aresu, il Furno va a dare una mano davanti, Mendes invece 1 contro 1 con Colucci, vuole andare in velocità, attenta al raddoppio Pereira, poi il rimpallo per Ballardin, chiusa da Aresu. Pereira e Ballardin, ancora 12 minuti da giocare prima dell'intervallo. Un po' meglio il Cagliari negli ultimi 2 minuti, dopo il gol dell'1-0 si è quasi spenta la squadra di Giorgi, cominciando anche a commettere errori un po' grossolani nei passaggi, ma quasi molle da vedere anche nei contrasti. Sembra aver ripreso fiducia, ritrovato subito la voglia di combattere una partita che è chiaramente difficilissima per quelli che sono i valori, almeno sulla carta, delle due squadre, però è una partita che è ancora apertissima, ancora 1-0, lo sa il Cagliari, lo sa però anche Ocasa. Falconara appoggiata Domenichetti, quasi a voler essere all'altezza del pallone, adesso addirittura sulle ginocchia. L'allenatrice di Falconara non sarà stata contenta su questa perdita, poi però contenta su questo recupero. Ballardin ci prova sempre quando può, specialmente dalla destra, attenta Ricottini. Elpidio tesa la palla in mezzo, Colucci può tenerla, non può lasciarla scorrere fuori, alla fine l'ultimo tocco è suo sul disturbo di Furno. Tornata dentro Pellegrini, fuori Orru. Aresu. Buona idea, avanti da Aresu, una bella palla per Pellegrini che ha visto il pallone destinato a uscire, anzi credo sia uscito proprio al lato, sì, ha cercato la conclusione forzata. Il disturbo di Aresu che proprio ora osserva Cuchito entrare al posto di Filippa Mendes, torna dentro Cuchito che ha sulla coscienza il peso di un fallo evitabile per come l'ha fatto, che poi è diventato il gol dello 0-1. Pereira intanto fino in fondo, Furno Mura, non si accorge che il pallone è lì, Cochito sì, allora prova a salire il Cagliari, Cochito si fa spazio come può, Cochito adesso per Furno, Furno con l'esterno, è mancata la forza, non so se volesse trovare la porta o trovare Cochito, in entrambi i casi è arrivata una palla facile a Carturant, poi tutto fermo perché c'è giù Pereira, la vedete giù lì, ma in verità si è fatta male un volto all'altezza del centrocampo, se non anche prima, quando Cuchito ha sbracciato per difendersi dalla pressione e nello sbracciarsi l'ha colpita anche al volto. Tra l'altro contrasto venuto davanti, comunque molto vicino l'arbitro Di Donato. Intervento chiaramente non volontario, sono le classiche sbracciate quando hai l'avversario addosso, ti apri come possibile col corpo per mantenere il tuo spazio e a volte sai la sbracciata, lo sapete, chi ha giocato lo sa benissimo, può anche arrivare al volto. Fa girare palla Falconara. La Lot ha il piglio chiusa, poi col tunnel Aresu non riesce ad aggirare Lot che ritorna con forza, con decisione, poi perde l'attimo sul ritorno di Aresu, un bel duello questo tra le due.
Doppio duello, il primo vinto da Lotti, il secondo da Resu. Non va malissimo a Falconara, perché ha comunque una rimessa interessante. Incontro il Pidio, la palla alla fine, un cioccolatino per Ricottini che vuole mettere in movimento Pellegrini, la testa di Pereira, determinante. La soluzione del Cagliari è quella, anche con un pizzico di coraggio, un pizzico di fiducia, cercare lancio lungo, ma qualcosa da rivedere c'è da una parte e dall'altra. È arrivato dunque il primo time out, momento delle lavagnette. Chi ha qualcosa in più da controllare è sicuramente il Cagliari con Giorgi, per rivedere qualche movimento, qualche posizione per un Cagliari che, nonostante sia sotto solamente 1-0, sta scricchiolando tanto là dietro. Ha rimesso qualcosa a posto da quando è entrata Furno. C'è stato un momento di caos proprio nel Cagliari. Falconara invece, che sta facendo sì la sua partita un po' poco decisa, potremmo dire poco decisa davanti alla porta. Si poteva fare qualcosa di più in alcune situazioni. Per il resto il gioco è sicuramente in pieno controllo delle giocatrici di Domenichetti. Adesso Domenichetti secondo me anche con i gesti dicendo boh, sveglia ragazze, perché questa è una parità che va ancora assolutamente vinta. 1-0 non è niente. Si riparte dalla rimessa per il Cagliari. C'è Coquito vicino ad Aresu. Aresu se la ritrova lì, cerca la porta, Morata ancora, Furno di prima, obbliga a Carturano ad alzarla sopra la traversa. Buona coordinazione, buon tiro di Furno, angolo Cagliari. Per Furno un solo gol in questa Serie A, arrivato alla seconda giornata, anzi alla terza giornata. È abituato in Serie B a essere una delle migliori marcatrici della sua squadra. Intanto ha colpito la miglior marcatrice in campo e sono 20 in campionato per Elpidio. Sorpresa Ricottini, l'istinto di cercare subito la porta appena la palla è passata davanti al suo piede. 0-2. Questa volta sì, cinismo da parte di Falconara, proprio dopo che avevo detto che avevano visto fino a qui una partita poco incisiva davanti alla porta. Ha colpito Alin Elpidio. E questo è un gol psicologicamente duro da digerire per il Cagliari, che proprio nel momento in cui aveva costruito qualcosa di più, aveva cominciato a dare noie alla fase difensiva di Falconara, si ritrova con un gol in più subito. Si libera bene Pereira, occhio Pereira, fino in fondo Pereira col passaggio per Condo, che ha praticamente lisciato. 8,5 ancora da giocare. Falconara a un passo dal 3-0. Filipa Mendes, solita soluzione in avanti, non può nulla stavolta Pellegrini. Lot appena tornata dentro al posto di Elpidio. Condo, Pellegrini tornato a dare una mano. Mendes vuole andare in dribbling ma sono in due addosso. Brutta palla persa, bella conclusione, ma ancora più bella la parata di Ricottini. Questa volta ha visto partire il tiro, si è allungata più che ha potuto e l'ha tolta dall'incrocio. Angolo Falconara. Dietro da Pereira, bene Mendes, Pellegrini da sola contro tutta Falconara, ottiene il massimo, ovvero la rimessa. Da rivedere una parata di Ricottini.
Ne abbiamo già una per la top del weekend, che viene sempre pubblicata sui canali della Lega. Purtroppo per lei un gol, anzi una parata che ha evitato un gol dello 0-3. Cagliari molto in difficoltà con una Falconara che si è presentata a questo appuntamento anche con la fame in più dovuta al voler rimediare alla sconfitta in casa, uno scontro diretto contro il Tiki-Taka. E Fignola sta facendo bene tutto quello che doveva e deve ancora fare. Altro tiro respinto intanto, Pellegrini di nuovo da sola fino in fondo. Pellegrini, la toccata Carturan secondo me, e infatti conferma anche Zannola indicando l'angolo con la punta delle dita. Poi lei dice assolutamente di no, ma anche da qui la sensazione che la punta delle dita sia stata decisiva. Coquito di forza, un 2 in opposizione. Ancora palla dietro da Coquito, che libera ancora il mancino. Palla che rimpalla e va a alcuni tifosi sugli spalti, così hanno voluto anche testare il pallone della Serie A, vedere se gli piace. Lob troppo lungo invece da parte di Aresu. Allora Falconara può tornare a ragionare con Ballardin. Pereira, l'insostituibile Pereira fino a qui. Sta già contando l'arbitro. Da dietro Pereira per Ballardin, quando prova a farsi spazio nel duello fisico con Filippo Mendes. Alla fine Ballardin si mette in proprio, poi la chiama Recottini e la fa sua. Coquito, eccolo il solito lancio lungo. Cagliari che vive la scommessa dell'1 contro 1. D'altra parte Falconara sceglie di rischiare, di fidarsi dell'1 contro 1. Gestito molto bene fino a qui da Pereira. Intanto Lotto e poi Condo. Sbuca lei, trafigge Ricottini, trafigge il Cagliari. Passeggia Falconara 0-3 al Palaconia. Manovra Falconara. Olucci ritornato dentro al posto di Condo. Filippo Mendes le toglie il pallone, poi Pellegrini prova controllo di destro e tiro immediato, non preciso però. Pereira, Lot, Elpidio, Pereira. Ancora lo scambio, palla sempre per Pereira, giù Elpidio, fermata fallosamente. Allarga le rotazioni Moreno Giorgi, dentro Rebecca Cerbone. Dove poi sarà ancora più importante, almeno sulla carta, Cerbone con l'addio di Vecchione. Ok, intanto al mancino di Pereira. Cerbone tra l'altro ancora caccia il suo primo gol in Serie A. Finola però offensivamente partita molto complicata per il Cagliari, ma non solo offensivamente. Altro lancio, stavolta di Pellegrini che
Fino a qua è stata quella invece cercata dei lanci, con l'ingresso di Cerbone che ha preso la fascia sinistra, numero 7. 11 gol per lei in questo campionato. Lascia scorrere Furno, riparte da Ricottini il Cagliari, 4 minuti 18 secondi, ancora devono scorrere prima dell'intervallo. Intervallo che sarà utile per rimettere qualcosa a posto a Giorgi, anche se la sensazione di una partita, non dico del tutto, ma quasi è scivolata via, anche se il 3-0 lascia ancora qualche margine di speranza, perché un gol può riaccendere tutto. Soprattutto il pubblico, anche il pubblico oggi un po' più assopito del solito. Coquito, Giorgi pronto a far entrare anche Chiara Dessì. A proposito di rotazioni allargate, per adesso ancora fisse invece quelle di Domenichetti. Ballardin, palla leggermente corta per l'Otto che voleva scappare via, la voleva invece più vicina a Ballardin. Fermata anche il Pellegrini. E adesso dentro Dessì, fuori Coquito. Ricottini a metterla lei avanti, non trova Furno. Furno. Lettura di Ballardin, 3 in avanti per Falconara, palla per il Pidio fermata da Dessì, poi Ballardin in 2 ad opporsi. Dessì e Furno, l'ultimo tocco della 13 del Cagliari, attacca ancora Falconara. Di vicino Ballardin, ma con la suola, poi il Pidio, Pereira cerca lo schema ma Ballardin è rimasta ferma, allora Furno prova a guidare il contropiede. Dessì deve sterzare, sceglie di ragionare Filippa Mendes. Dessì, Pellegrini vuole chiudere 1-2 con Dessì, bella azione e bel gol di Chiara Dessì, l'1-3 ed è il primo gol in Serie A di Dessì, tutta la squadra ad abbracciarla. Bello questo abbraccio corale, segno di buoni rapporti dello spogliatoio. È un gol che tra l'altro mantiene la sfida aperta proprio quando tra l'altro possiamo dire il Cagliari ha evitato di andare con quel continuo lancio lungo che provarlo all'inizio quando devi gestire magari una forte manovra avversaria. Intanto però occhio a Mendes che va da Pellegrini ma non la trova perché c'è una super Pereira questa volta, poi Mendes però si rifà, allora magari prova a ripartire il Cagliari. Strano rimpallo ancora Mendes con il brivido ma trova Furno, attacca il Cagliari, anche il pubblico si è risvegliato e Furno è andata da sola fino al tiro, palla fuori, ma sono successe un paio di cose nel giro di 60 secondi che stavano per trasformare del tutto la partita e soprattutto la prospettiva del secondo tempo, che non è molto lontano, meno di 2 minuti all'intervallo. Bella finta di Elpidio. Dessì si gioca così il cartellino giallo, anche perché il Pidio avrebbe calciato a quel punto. Gran dribbling la numero 11 su punizione. Ha trovato il suo primo gol Falconara, in quel caso con Ballardin. Per ora sul pallone il Pidio e Pereira. Time out intanto chiamato da Domenichetti, vuole lo schema. E allora Lavagnetta in mano
Viene le posizioni, dall'altra parte ovviamente si sistema anche il Cagliari. Ha più cose naturalmente da mettere a posto il Cagliari, l'ho detto anche prima, però chissà che non sia anche quel secondo per dire, anche se manca poco all'intervallo, proviamo anche a ragionare un po' di più col pallone, con un po' di coraggio, un po' di personalità. Cagliari, quando ha provato veramente a giocare col fraseggio, ha costruito una bella azione, ha trovato il gol sorprendendo Falconara, anche perché se nelle precedenti partite ho elogiato la crescita anche fisica di Pellegrini, oggi ha un'avversaria tosta sia fisicamente che poi anche intelligente tatticamente, e allora questo 1 contro 1 non sta riuscendo a gestire magari come avrebbe voluto nel piano a Giorgi. Ora invece vediamo se ci sarà schema, vediamo come la vuole giocare questa Ocasa Falconara. Ancora lì Pereira in del Pidio, una delle due scapperà, scappa il Pidio, Pereira va verso la porta e picchia la traversa, se la cava il Cagliari con un pizzico di fortuna. Non c'è stato alcuno schema, c'è stata la forza e la voglia di Pereira di entrare nell'albo delle marcatrici della serata. Soltanto la traversa ha detto di no, poi proprio Pereira si inserisce, Pellegrini, stavolta brava lei in chiusura, il duello con ruoli invertiti. Filipa Mendes, Furno, Filipa Mendes, la palla svirgola. Vince l'altro duello il Cagliari, Tessi alza un pallone scomodo per Pellegrini, Pereira vuole fare da sola, Furno va a lottare, a chiudere, per stringere le maglie il Cagliari, deve forse tornare a farla girare con più ragionamenti, invece Falconara, come aveva fatto molto bene per lunghi tratti in questo primo tempo. 47 secondi all'intervallo. Il Pidio, poi partirsi fino in fondo Furno, poi prova col destro, ottiene la deviazione, ottiene il calcio d'angolo. Conta già Di Donato il Pidio per Pereira che è arrivata, ha trovato la deviazione. Lo stesso angolo, ancora occasione, Ocasa Falconara, ancora Pereira a liberarsi, vediamo se la palla di nuovo per lei, sì. Facile allora da leggere per il Cagliari con Pellegrini. Pereira, la testa di Furno. Continua l'assedio Falconara che vuole il +3 di nuovo prima di tornare negli spogliatoi. Stavolta palla che attraversa tutta l'area, non trova alcuna deviazione. 32 secondi. Vediamo come li gestisce il Cagliari, che può provare ad attaccare a questo punto con Aireso a partecipare, ma c'è un regalo di Ricottini e il Pidio cerca Ballardini che va col controllo e poi Ricottini ha fatto un'altra grande parata e tiene in piedi il Cagliari. Aveva sbagliato proprio lei e poi si è rifatta alla grande. Intanto però prima dell'angolo controllo rapidissimo da parte di Donato nei confronti di Ballardini che era rimasta giù, ma sta bene per fortuna. La 7 di Falconara, deve intervenire ancora Ricottini. Occhio a Pereira, la palla va verso la 16 che prova a piazzarla per Condo. Applaude Giorgi le sue giocatrici che adesso stanno difendendo con cuore e con cervello, soprattutto con attenzione. Pereira, Ballardini non passa su Mendes, poi Pellegrini col dribbling, se la allunga troppo. Brava Pereira a non trattenere, perché altrimenti regala un calcio di punizione. E invece Falconara che attacca con 4 secondi, 2 secondi.
Palla per Pereira che arriva morbida, ma comunque non c'è più tempo. È un primo tempo divertente quello che ci lasciamo alle spalle. Avanti con casa Falconara 3-1 a Cagliari sul Cagliari. A tra poco.
Le immagini di nuovo alla Palaconia di Cagliari, sta per iniziare il secondo tempo di Cagliari Ocasa Falconara. Per lunghi tratti ha passeggiato Falconara, qui al Palaconia si è portato avanti immediatamente 3-0, il gol di Ballardin su punizione, poi il Pidio e Condo, quando sembrava tutto già un po' scritto verso anche un secondo tempo diciamo deciso. Poi il Cagliari ha avuto la scossa col primo gol in Serie A, dichiara di sì al termine di una bella azione, il gol che mantiene la partita e che ha fatto un po' scricchiolare Falconara rispetto a quello che avevamo visto. C'è stato un intervallo, le due squadre hanno respirato, hanno riposato, vedremo allora come affronteranno la seconda metà di questa sfida. Falconara che si ripresenta con il quintetto titolare, Carturan tre pali, poi Pereira, Ballardin, Colucci e Elpidio. Risponde il Cagliari con il classico ormai cambio di metà partita con Carboni Tonga tre pali, poi Coquito, Pellegrini, Filippa Mendes e Aresu. È ripartita allora la sfida con questo lancio lungo immediato col fisico, vince Pereira su Filippa Mendes, poi però la 16 è l'ultima a toccare, il Cagliari può iniziare all'attacco. Un gol del Cagliari accenderebbe definitivamente la sfida. Pubblico che dopo il gol ha ritrovato vita. Adesso è tornato a essere un po' più tranquillo, stanno terminando le operazioni di rientro nel palazzetto dopo la classica pausa un po' fuori dell'intervallo. Cagliari che ha provato, subito pericoloso con la conclusione di Pellegrini molto molto alta. Il Pidio arriva al tiro, sicura Carboni Tonga. Con le mani è andata lunga, si è fatto ingannare dal movimento di Pellegrini che poi ha scelto di incontro, però Giorgi è stato dalla parte di Carboni Tonga, infatti ha indicato a Pellegrini vacci su quella palla, cioè corri, detta quel movimento, perché quella è l'idea giusta. La fa girare Ocasa Falconara, la palla in avanti per Colucci, la sponda di prima interessante per l'inserimento di Pereira, buona guardia di Filippa Mendes. Il Pidio ancora in mezzo forte, non è riuscita nell'impatto Colucci a mezzo metro dalla porta, lì basta forse veramente toccarla la punta della scarpa per andare in gol. Palla forte, quella messa in mezzo, se l'è cavata il Cagliari. Filippa Mendes cerca un lob in avanti, Cagliari ha cominciato su quella che era stata anche la sua trama nel primo tempo, ovvero provare sempre ad alzare questo pallone alto verso il riferimento offensivo, quasi sempre Pellegrini, poi ci sono anche cambiate Orru e Cerbone, oltre che poi Chiara Dessi, con l'entrata è entrata molto bene. Pereira intanto non c'è deviazione e quindi rimessa dal fondo. Coquito regge l'urto di Pereira, scambia con Filippa Mendes. In avanti, bella idea per Aresu, Colucci di forza, sbuca Mendes, molto vivace Filippa Mendes, sta andando a battagliare contro chiunque nell'avvio del secondo tempo. In avanti direttamente un tiro, quello di Carboni Tonga. Quasi scappava la palla a Carturani, invece sulla seconda palla a Pereira che si coordina, poi sceglie il passaggio per Colucci. È arrivata anche il Pidio, ancora palla a Pereira che voleva andare dal Pidio, ha scelto di ragionare con Ballardin. Ora il Pidio, doppio passo, cerca il fondo, la rimette in mezzo per Colucci e questa volta impatta ma non trova la porta. Seconda grande chance per Ocasa Falconara, sempre sull'asse il Pidio Colucci. Coquito fa quello che può, alla fine non c'è fallo su di lei. E il Pidio Pereira in avanti, non trova
Nessuna. Arezzo dunque può anche ragionare. Coquito di prima in avanti, l'anticipo Pereira. Male invece il passaggio per Balardin. Per la seconda volta la soluzione di Carbonitonga. Chiede più precisione Giorgi. Pereira. Balardin e poi Elpidio ancora da Isabella Pereira. Ha alzato questa palla non trovando Elpidio. Carbonitonga. Coquito con deviazione, con la suola. Interventi in anticipo di Pereira, poi altra palla avanti. Pellegrini per la seconda volta un po' in ritardo. Mancino di Balardin. Mancino meno efficace del destro. Arezzo invece alza a memoria il pallone. Pellegrini dall'altra parte. E allora comincia la ruota dei cambi da una parte e tra poco anche dall'altra. Entrata Furno per Arezzo, pronte lotte Condo invece per Ocasa Falconara, e quindi probabilmente usciranno Colucci e forse Elpidio più che Balardin, vedremo. Tanto Elpidio va a passare. Coquito di forza, va ancora Coquito, prova a sgusciare, usa bene il suo fisico Balardin e la rimessa è delle ospiti. Balardin. Pereira, Elpidio. Fermata la Mendes. Fallo abbastanza netto. E adesso fuori Balardin per Lot, non Elpidio. Invece non ha scritto il cambio Colucci fuori, dentro Condo. Elpidio. Pereira, finta. Mancino, la testa di Mendes, dice di no. Ultima la preparazione al tiro di Isabella Pereira, poi conclusione respinta con la testa da Filippa Mendes. Nella giocata tecnica della 16. Occhio al pallone che è ancora disponibile per Falconara. Orru appena entrata, un buon intervento difensivo. Poi Pellegrini dall'altra parte, fermata da Condo. Prova a riaffacciarsi avanti il Cagliari. Orru è entrata proprio anche un minuto fa per Coquito, che sta toccando la caviglia in panchina con una leggera smorfia di dolore. Occhio al pallone che finisce in porta. Il gol di Pellegrini per il 2-3 e allora sì, la partita è apertissima al Palaconia. Sorpresa Carturan. Bisogna vedere esattamente se c'è stata una deviazione. No, direttamente in porta, un tocco ci deve essere stato, però si riprende adesso a giocare. Leggera deviazione che ha sorpreso Carturan e non solo. E adesso il Cagliari ha motivo di crederci con Pellegrini che va fino in fondo, lottando, si prende l'angolo. Filippa Mendes sulla palla all'indietro a Pellegrini di prima intenzione. Furno ce l'ha lì, Furno si gira, non ha più spazio, viene chiusa da Elpidio. E infine rimesso a casa Falconara, ha sbattuto questa palla sul piede di Furno che non è riuscito a deviarla subito. A quel punto si è completamente chiuso lo specchio della porta per lei. Occhio intanto alla corsa di Elpidio. Furno, stavolta è lei a chiudere. Di forza Pereira, la palla scappa a Carbonitonga che voleva bloccare, è andata bene, poi il fallo di Lot che ferma la potenziale ripartenza di Filippa Mendes. Fuori proprio Lot, torna dentro
Balardin. Pellegrini. Carboni Tonga in avanti, cerca Orru, Pereira in anticipo, un po' di spazio Balardin che vuole andare verso il centro, Furno chiude la linea per Elpidio, poi la palla in avanti più sperando nella corsa di Pellegrini che effettivamente servendola. Casa Falconara può di nuovo ripartire, il pallone ai tre piedi, ma con qualche certezza in meno rispetto ai primi 10-15 minuti di partita. Gioco fermo perché Di Donato sta parlando con Balardin. Check, non so se per spiegarsi, per spiegare la scelta, non so, per rimproverare magari qualche protesta di troppo da parte della numero 7. Intanto difende la posizione Orru, guadagna la rimessa, una parità chiaramente speciale per lei, la prima da capitana. Già chiuderla con un punto sarebbe un grande successo per il Cagliari, soprattutto per l'inizio di partita. Destro di Carboni Tonga, la testa di Pereira in tuffo, si è immolata su questa palla. Angolo Cagliari. Palla troppo lunga, arriva comunque Pellegrini, l'ultimo tocco è suo, le va bene perché può ragionare il Cagliari, la vuole subito Filippo Mendes, si passa invece da Furno con un po' di spazio al centro, ma fa un regalo a Pereira che si difende la pressione di Orru. Elpidio. Balardin, di nuovo Elpidio. Doppio passo, poi se la porta fuori Pereira. Torna dentro Chiara Dessi, fuori Orru. Torna su così Pellegrini. Non male questa volta Orru, che ha provato a usare il più possibile il suo fisico contro Pereira, riuscendo quantomeno a disturbarla, a non renderle la vita semplice. Torna dentro Colucci invece in casa Falconara, fuori Condo. Da davanti Colucci spera di poter dare una mano alle sue compagne che ragionano. Pereira. Balardin. Si muove Pereira, l'intervento di Filippo Mendes, che ormai, visto che era lì, a uscire per Aresu. Cambio fallo. Non è regolato la Falconara, troppo lenta la squadra di Dominichetti a battere. Allora il Cagliari prova a affacciarsi con Pellegrini davanti, la mette in mezzo, non era pronta sul secondo palo Dessi. Elpidio, Pereira, Balardin. Si muove Colucci al centro, la scelta ancora a destra per Pereira che vuole andare con la forza. Dessi chiude. Sistema la palla Pereira mentre sta già contando Zannola. Palla respinta da Aresu che poi prova anche a prendersi la rimessa, invece colpisce in pieno Orru in panchina. Adesso guarda, non ha toccato Pereira. Casa Falconara ancora l'attacco con il pallone, da qui non si è visto. Zannola indica angolo Falconara.
Ancora buona copertura rosso-blu. Coquito freme, ha voglia di tornare dentro la sua squadra che sta difendendo. Chiusa. Provata Colucci col tacco, l'idea non male, poi con i piedi anche Carboni Tonga ad allontanare. Si sono presi in pieno Furno e Pellegrini, il sistema Parastinchi e la francese. Tutto a posto comunque per lei. Elpidio. Palla mal gestita. E adesso fuori Pellegrini, dentro Coquito, addirittura lei va là davanti. Altro pallonazzo per Coquito che prova in acrobazia. Colpisce in pieno Pereira. Di Donato dice basta. È colpito in pieno. Coquito immagino subito preoccupata perché lei è una delle due ammonite, l'altra è Chiara De Sì. Coquito che naturalmente si spiega, avrà detto qualcosa del tipo: non volevo colpirla, volevo dare sulla palla, cercato l'acrobazia. Sa cosa sarebbe venuto fuori? La palla non è mai arrivata sul mancino di Coquito, da lontano invece ha cercato l'effetto sorpresa Falconara, di fatto invece ha riconsegnato la palla al Cagliari. Aresu si muove là davanti Coquito. Messi invece a destra, la palla passa prima da Furno che non ha trovato soluzione lungolinea. Balardin, Pereira, Elpidio, destro deviato. Occhio dietro sempre Pereira. Occhio movimento magari di Balardin. Scelta Isabella Pereira, 1-2, la palla in mezzo, troppo alta per Colucci. È tornata dentro Filippa Mendes, fuori per ora De Sì, mentre proprio Mendes da lontano, palla docile tra le mani di Carturan. Balardin. In avanti Colucci, disturbata bene da Mendes che poi vuole anche ripartire, buttata giù in maniera fallosa da Colucci, che per adesso guarda dalla panchina le sue compagne. Momento Condo, tra l'altro il suo gol in questo momento che sta decidendo la sfida, il terzo gol Falconara l'ha fatto lei, adesso deve difendere, lo fa in maniera pulita su Filippa Mendes. Cagliari però a guadagnato metri e può rendersi pericoloso. Pellegrini controlla, destro murato, andata via a metà del secondo tempo. Timer ferma 9 minuti e 58 secondi. Aresu, Mendes, Pellegrini. Solito scavetto per Aresu, colpetto! Era passata questa volta la palla, ha cercato un controllo non semplicissimo, poteva però fare di più Aresu. Elpidio sta rischiando qualcosa Falconara nonostante sia suo il gol del vantaggio. Elpidio, destro murato, poi Pellegrini. Sceglie di ricominciare da Filippa Mendes.
Invece stavolta sbaglia Coquito, che riesce a rispedire la palla indietro. Non c'è fallo, non c'è il fallo di Coquito, c'è il fallo di Kondo. Ammonita la numero 5. Prima ammonita di giornata in casa Ocasa Falconara. Sistema il Cagliari sulla palla Pellegrini. Con la punta non ci è arrivata nessuna. La palla è arrivata facile per Carturan. E ora è Falconara ad imbastire la nuova azione. Sul mancino di Elpidio. Male Carbonitonga stavolta. Ritrova il +2 che fa respirare la squadra campionessa in carica con la sua bomber, con Elpidio. Sala a quota 21 in campionato. 2-4 il punteggio. Il Palaconia. Carbonitonga lo vuole mettere in mezzo. Carturan, buona presa per la corsa, ma non arriva. Una palla a Balardin. Ancora Coquito per Mendes. Stavolta gran riflesso di Carturan. Poi arriva la palla docile per Kondo che vuole sprintare sulla destra. C'è Lotto dall'altra parte. Balardin guarda la porta, c'è per la sinistra. Alla fine palla per lei che cerca di chiudere di prima intenzione. Chiude troppo col destro. Non ci arriva Pellegrini. In un secondo sì, che liscio da parte di Falconara. Poi è andata bene perché neanche Pellegrini è riuscita a controllare. Arriva intanto il primo time out dal secondo tempo. Un Falconara che è sicuramente più in difficoltà rispetto ai primi 20 minuti, o almeno rispetto a quei primi 15 minuti. Però nonostante tutto ha saputo gestire e con un pizzico anche di fortuna ha trovato il gol che la rimette a +2, che le permette di fare più rotazioni. Non si stava più fidando Domenichetti, stava preferendo lasciare fisso il suo quintetto titolare in campo. Ha sicuramente vissuto minuti con la paura di vedere questa partita scivolare via dalle proprie mani dopo essere stata sopra 3-0. Adesso invece col 4-2 può tornare a ragionare, può tornare a fare certe rotazioni. Dall'altra parte invece il Cagliari ha provato a spingere come ha potuto con le proprie armi. Qualche occasione l'ha anche avuta, ne ha avuto anche una per il 3-4 di testa con Filippo Mendes. È chiaro che per il Cagliari sia complicata la situazione. Vedremo se presto andrà col portiere di movimento, e io penso di sì, perché è pronta Filippo Mendes già con la maglia gialla. Eccola dentro Mendes, palla già per lei, ci prova di prima, bel tiro. Poi occhio per il lancio lungo per Colucci che fa un bel aggancio, deve però perdere quel tempo per tornare indietro. Colucci prova a metterla in mezzo, non trova Lot, e allora Filippo Mendes vuole uscire per da spazio a Carbonitonga. Botta forte di Filippo Mendes, ha cercato lo schema più che altro il Cagliari. Non male il tiro di Filippo Mendes. Pellegrini intanto prova ad aggirare Balardin, sfida tra numero 7
vinta da quella di Falconara, che però deve accontentarsi di concedere la rimessa. Coquito sul pallone, occhio a Reso che si può liberare dall'altra parte, invece Furno a giocare lo schema, alla fine calcio d'angolo. Palla già recuperata da Falconara, non un buonissimo angolo del Cagliari. Ancora una suola per Pereira, si è immolata Coquito, ancora poi Coquito in mezzo a due, lotta come può, l'ultimo tocco è suo, non è d'accordo, quindi Giorgi dice stai calma, perché tra l'altro si è anche già ammonita. Lot, Ballardin, Pereira, Lot incontro, Pereira vuole all'inizio andare per un'altra opzione, alla fine invece è proprio Lot a ricevere palla. Ancora lo scarico per Pereira, incontro Ballardin, Lot, Colucci, chiusa da Reso, Falconara attacca. Occhio dietro Ballardin, si riparte da lei. Furno in anticipo, poi Coquito deve guidare la sua del contropiede, cerca il tiro, trova la deviazione, trova l'angolo, il Cagliari è vivo. Vediamo come prova a sfruttarlo la squadra di Giorgi, con la palla deviato sul palo, poi Aresu, pallone respinto, Coquito vince anche il rimpallo, va col mancino, c'è un'altra deviazione, possesso Cagliari che continua ad attaccare. Andata di forza Furno prima e mezzo e la soluzione stava per rivelarsi vincente, soltanto il palo le ha detto di no. Stavolta invece di nuovo addosso a Carturan, obbligata a metterci la mano, continua ad attaccare il Cagliari, cambia soltanto la fascia dalla sinistra alla destra. Sotto gli amici e parenti delle giocatrici rossoblu. Pellegrini, Carboni Tonga, ancora Pellegrini, col destro, forse la deviazione che ha sorpreso Carturan. C'è sicuramente ancora una partita bella e tutta da vivere al Palaconia, e il gol del 3-4. Fuori Coquito che è entrata, si è fatto sentire come carichissima la boliviana in questo ultimo sprazzo, decisiva con la sua garra per arrivare a questo gol che rende il finale tutto aperto, che rimette fantasmi nella testa di Casa Falconara. Pereira, c'è il Pidio a destra, palla per lei, ancora il Pidio sul mancino, prova, deviazione, palla sul fondo, l'ultimo tocco di Furno. Ancora attacco Falconara, sempre con il Pidio che deve andare a recuperare la palla. A lei battere la rimessa, occhio ancora ai movimenti, specialmente Pereira che viene incontro col mancino, si opposta col ginocchio Felipe Mendes. Quasi una posizione da portiere quella di Felipe Mendes, naturalmente non poteva allargare le braccia come un portiere, però più o meno con le gambe quel movimento ha fatto. Colucci resiste al disturbo di Furno, trova il Pidio, Pereira a sinistra, palla per lei, il controllo questa volta, vuole girarsi, Felipe Mendes la disturba e guadagna anche una buona rimessa. 5:20 ancora da giocare. Chi l'avrebbe detto una certa, Sfida invece ancora aperta e trova Pellegrini che va col destro! Pellegrini, l'ha pareggiata il Cagliari
con Michel Faustin Pellegrini. Una super Pellegrini nella prima partita post addio di Fabiana Maria Vecchione. Pellegrini si prende il Cagliari, c'è un grande lancio per lei e poi c'è un'ottima coordinazione, palla tra le gambe di Carturan. Per attenzione a descrivere il gol perché Falconara vuole reagire subito. 4-4 il punteggio, il Cagliari è stato sotto 3-0 nel primo tempo. Ci aspetta un gran finale, c'è stata un'altra bella chance per Colucci che si lamenta per la scelta di Donato di indicare la rimessa al fondo. Donato capisce un momento anche di nervosismo per Falconara e dice calma, ho visto io, sono io che fischio, sono io che decido. Una buona gestione secondo me da parte di Donato, perché è la prima volta che anche nel mettersi nei panni delle giocatrici, ma insomma questi sono arbitri di esperienza, vabbè, non giocare magari troppo con i cartellini, imporre la propria autorità, dire io fischio, però cercando anche di parlare, di comunicare con le giocatrici. Intanto Colucci prova a resistere più che può, alla fine Mendes a toccare. Contro Pereira, Balardin cerca uno spazio, lo cerca sulla destra, prova ad incrociare, trova la solita posizione di Filipa Mendes. Altra palla, questa pericolosa, calciata da Pereira, non c'è stata deviazione, non così lontano il pallone dal secondo palo, ma si resta 4-4. Adesso invece nuova chance con Colucci che tocca per il sinistro di Elpidio, stavolta bene Carbonitonga in allungo. Time out chiamato da casa Falconara, vuole risistemare qualcosa Domenichetti, una partita che sta scivolando via, approcciata bene da casa Falconara, era sopra 3-0 e che invece 4 minuti e 14 secondi effettivi da giocare è cambiata del tutto. 4-4, l'inerzia, l'emozione della partita adesso può dire più Cagliari, poi però ci sono anche i valori tecnici in campo e Falconara naturalmente ha la forza di riprendersela da questa partita, ma deve volerlo, deve crederci di più e forse deve anche liberare la testa da qualche pressione. Ha fischiato Zannola per riprendere il gioco, adesso si è fatto sentire anche la sirena. Si riprende con l'attacco di casa Falconara. 4 minuti e 14 secondi per riportarsi avanti. Schema, il piglio con il destro, Kundo. L'ha anche toccata la palla, ma non è riuscita a deviarla come avrebbe voluto. Cucchito, il duello fisico, poi prende il centro, Cucchito prova a passare, va ovunque Cucchito, alla fine trova Isabella Pereira e tocca morbido per Balardin e lei se la trascina fuori. Non trovata Pellegrini. Condo di fisico contro Furno, Condo si gira bene, prova a incrociare, alla fine Furno la chiude, poi però rischia un po' perché non la vuole spazzare, alla fine è obbligata perché Condo l'era addosso. Pereira va a metterla forte in mezzo, l'opposizione di Pellegrini. 3 minuti e mezzo ancora. Elpidio, Balardin ragiona, poi lascia andare il mancino. Murata, bellissima conclusione Murata, col cuore il Cagliari.
Rimpallo che ha favorito le rossoblù. Lancio solito lungo, non trovata Pellegrini. Elpidio libera il mancino, trova Furno che poi vuole ripartire insieme a Pellegrini. Pellegrini circondata dalle maglie bianche, alla fine basta quella di Pereira per togliere il pallone. Pereira fino in fondo, a centimetri dal gol del 4-5. Isabella Pereira. Non calma il Cagliari. La finta di Carturan. Per le due squadre ha più fretta sicuramente Falconara. Per il Cagliari un pareggio oggi sarebbe un risultato importante. All'andata ha vinto 5-0 Falconara. Tutta un'altra parità oggi, ma il quinto gol lo fa lo stesso Falconara con Balardin, un colpo da biliardo, la palla non forte ma precisa all'angolino e sono di nuovo avanti le giocatrici di Giulia Domenichetti. 2:40 alla fine, che partita però al Palaconia. Vediamo come reagisce il Cagliari. 2 minuti e 40. Vediamo anche come si comporterà Falconara, perché adesso il tempo inizia a essere poco. Allora è importante non commettere errori decisivi come questo di Mendes, che però ritorna, poi Condo passa, arriva Resu, si lamenta Condo per la trattenuta che si è vista con la maglia tirata. Poi però è raro che alla prima trattenuta insomma ci sia il fischio, se no chiaramente per una trattenuta realmente decisiva. E io credo che stia protestando per questo Giulia Domenichetti nella sua area tecnica, mentre dà uno sguardo anche al tempo. Non manca molto, ma è ancora lunga, dipende dai punti di vista. 2 minuti e mezzo di speranza per il Cagliari, di sofferenza per Falconara che non riesce a tenere questo pallone in campo con il video, che si è fatta male, ha messo male credo la caviglia. Anche Giorgi proprio vicino a lei a sincerarsi le sue condizioni. C'è lì naturalmente Giovanni Zannola che l'aiuta a rialzarsi, ma diciamo, ha messo male secondo me la caviglia, ma poi nulla di grave, infatti assolutamente in campo, pronta a correre la numero 11 Furno. Aspetta, la compagna, la palla un po' corta per Cochito. Allora fa un buon lavoro Balardini che cerca anche la porta e non la trova, non di molto, ma c'è stato il tocco dei Carboni visto da Zannola, angolo. Guadagna così tempo con casa Falconara e guadagna anche l'opportunità di chiudere i giochi. Anche se oggi è difficile parlare di chiudere i giochi con la partita a cui stiamo assistendo. Si lamenta, c'erano 2 palloni, ne ha parati di nuovo diciamo dentro il campo entrambi. Pereira, uno ovviamente riconsegnato sinistro, forte di Elpidio, l'ha deviata bene Carboni, che secondo me senza neanche vedere ha messo le dita e si è anche fatta male, ha un dito Carboni Tonga, la dura vita del portiere. Altra palla deviata, la lascia scorrere Cochito, non ha ragione nel farlo perché il possesso ancora di Falconara. 2 minuti e 3 secondi ancora. Solito sinistro di Elpidio, poi Colucci insegue, l'ultimo tocco comunque è ancora una volta rossoblu e ancora una volta possesso casa Falconara. Pereira. Suola, arriva il Piglio, ci riprova col mancino, no, perde l'attimo, poi Pellegrini è brava a tenerla in campo, non secondo di Donato che era proprio lì, da qui la palla non sembrava essere uscita tutta, però c'è da dire che Domenico Di Donato era appiccicato al punto in cui il pallone è uscito. Balardin non passa, attenzione Cagliari col 2 contro 1,
Mendes da Pellegrini che deve girarsi per dell'attimo, l'ha gestita male il Cagliari che ha avuto un'occasione enorme per prendersi il pari. Giorgi non ci sta in panchina, si toglie, si straccia quasi di dosso la felpa. Che chance che ha perso il Cagliari, se l'è vista brutta Falconara, che ha fatto la cosa che non deve fare, ovvero regalare palla a questo punto, perché mancano 97 secondi effettivi da giocare. Pereira passa il pallone, incredibile, non è entrato. E il Pidio ha trovato Colucci a 30 centimetri, poco più dalla porta, non ha segnato Colucci. Ancora possesso Falconara che ha avuto la palla per chiuderla subito dopo aver concesso la palla del pari. Altro errore Falconara, stavolta un po' forse bambola con la testa Colucci, dopo l'ultimo errore concede un angolo importante, concede una chance importante con casa Falconara. Cagliari all'attacco, vediamo se partecipa anche Carboni Tonga. No, una palla ci sta male dal Cagliari. Poi Aresu fa un'ottima copertura, deve sì concedere il pallone all'avversario, però evita il peggio, evita l'uno contro uno solitario. 67 secondi. El Pidio all'indietro da Balardin, anche che col tempo adesso naturalmente Falconara, Balardin, non c'è fallo, forse una leggera spintarella, sì, troppo leggera. Occhio Furno perché va a dare una mano là davanti. 50 secondi, il Cagliari ci prova, la vuole Coquito, una delle migliori anche per l'atteggiamento insieme a Mendes nella ripresa. Mendes, la palla è ancora lì, arriva Aresu, ma prima le mani decisive di Carturano che poi con un po' di fretta lancia a lungo, anche troppa perché mancano 35 secondi, aveva 1000 motivi Carturan per tenerla lì qualche secondo, si è anche fatta male alla spalla, ma deve resistere lei come le sue compagne. L'ultimo attacco forse, 26 secondi. Aresu, Suola, Coquito, ragiona il Cagliari, neanche il tempo di un'azione da basket. Tutta chiusa Falconara, gran finale al Palaconia con Pellegrini che ci prova, il suo tiro è murato e ci sono 14 secondi. Aresu, Coquito la vuole a destra, la vuole in tutti i modi, Aresu sceglie Pellegrini, respinge Lot, poi il pallone è calciato via. Ci sono 6 secondi, una rimessa dal fondo e le speranze del Cagliari, ma la palla va giocata in fretta con decisione. Resta la zona di nessuno, Pereira la allunga e va sul fondo e adesso manca solo un secondo. Giù Pereira sul contrasto. Un secondo, ormai praticamente fatta per Falconara. Una sudata immagino in panchina per Domenichetti dopo averla risolta. Vedere la sua squadra soffrire così tanto. Ma i 3 punti stanno per tornare nelle mani delle campionesse d'Italia. È finita al Palaconia, 4-5 il punteggio finale. Torna a vincere Ocasa Falconara contro un Cagliari mai domo. Sembrava essere una pratica archiviata dopo 15 minuti e invece ci hanno regalato entrambe le squadre un bello spettacolo al Palaconia di Cagliari. Per Ocasa Falconara i gol 2 di Balardin, 2 di Elpidio, 1 di Condo. Per il Cagliari invece 3 di Pellegrini, un po' da rivedere anche almeno i primi 2 per le deviazioni, e il primo di Chiara Dessì. Squadre che si radunano ora al centro del campo per il saluto di fine partita. Arrivano allora
anche i nostri saluti, naturalmente, anche se non può farlo il microfono da parte di Alberto Tosini, che ha avuto cura delle immagini. Da Luigi Falco è tutto. Buona domenica all'appuntamento, anzi, perché oggi, perché no, perché non dirlo, con tutte le altre partite, dalle 18 Tiki-Taka Bitonto, dalle 20 Lazio femminile Molfetta e dalle 20:45 la grande sfida, la prima contro la seconda, CMB Futsal Team Women Roma. Dove vederle? Ovviamente qua su YouTube. Grazie e buona serata.